Siamo tornati sul corso in compagnia del signor Floriano di Lonato. Di Lonato, E che fa a Brescia Floriano oggi? fa una passeggiata. Un giro a Brescia, sabato pomeriggio, è bello. Bene, Floriano, come te la cavi col dialetto? Ma così, però ci proviamo. Senti, allora proviamo a leggere qui in alto. Chi l'è del mestier? Chi è del mestiere, el peut dire el suo parere. Cioè? Cioè, chi è del mestiere può dire la sua. E qual è il tuo mestiere? Elettricista. Elettricista. Sì. Quindi, tu che sei elettricista, se vedi altri colleghi o qualcuno in casa tua che ti sta rifacendo l'impianto elettrico che non lo fa bene, tu puoi intervenire perché è il tuo mestiere. Chiaramente, sì. A parte che l'impianto elettrico te lo sei fatto tu. Sì, chiaro. Chi l'è del mestiere è il per dir suo parere. Parere. Sei uno che lo dice ogni tanto il parere? Sì. Con i colleghi sì, con la moglie mica tanto, vero? Sì, anche la moglie. No, anche la moglie. Va bene, noi tra pochissimo iniziamo, restate qui, grazie. Centro anch'io, centro anch'io. Bentrovati, ora iniziamo davvero e iniziamo raccontandovi la Pala delle Grazie, bellissima, del Moretto, sarà nella sala 8 della Pinacoteca. L'opera di oggi fu realizzata da Moretto per l'altare maggiore della chiesa di Santa Maria delle Grazie, su commissione dei frati Girolamini. Il richiamo a quest'ordine è sottolineato dalla presenza nel dipinto di San Gerolamo e di un frate che insieme ai pastori sono testimoni della Natività. Al centro della composizione il bambino viene preparato per il bagno dalla Vergine e dalla levatrice. Una serie di elementi simbolici rimanda al tema della passione e del sacrificio di Cristo sulla croce. Il tessuto rosso che spicca nella cesta di fasce bianche arrotolate o il cartiglio portato in volo dagli angeli che recita in latino Dio si è fatto uomo. Pronti, partenza, via! Chi l'è del mestier e il peut dire suo parere. Bice, esperta sul dialetto, vero? Alla grande. Sì, tu sei di Brescia, Bice? Sì, sono di Brescia. Allora, Bice carissima, proviamo a leggere qui. Chi l'è? Chi è del mestiere, il peut dire il suo parere. Chi è del mestiere può dire il suo parere. Tutti gli altri? Possono fare una loro interpretazione, dare una loro interpretazione, possono anche giudicare. Però chi fa il suo mestiere sa come deve essere fatto. Brava. E gli altri magari? Un po' meno. Un po' meno. Qual è il tuo mestiere? Io sono impiegata a un ufficio acquisti. E quindi tu potrai dire il tuo parere lì in ufficio. Forse. Non è detto. Yolanda, lei un po' di dialetto lo conosce? Sì, questo che ho letto. Proviamo a leggerlo allora insieme. Chi l'è del mestiere? Mestiere è il suo parere. Ovvero? Chi sa, chi fa quello sa che quello che deve fare. E può permettersi. E lei che lavoro svolgeva, signora Yolanda? Sono sempre stata casalinga. No, prima ero impiegata, ero brava. Quindi poteva dire il suo parere. L'era del mestiere, no? Sì. E veniva ascoltata? Sì, Piffione e Salò. E dove vi siete beccati? Dove vi siete conosciuti? A Borgo Satollo, proprio all'Arena. È più vicini. Ah, in discoteca. Sì. Marpione. Sì, è vero. Senta, come facciamo qua col dialetto? Chi interroghiamo? Ci proviamo, dai. Proviamoci. E questo in alto, provi a leggere. Del mestiere il pol Pul. al pol di il suo parere. Quindi? Sì, chi è del mestiere può dire il suo parere. E qual è il suo mestiere? Il mio mestiere è operaio specializzato in sanità. Quindi è il per dire il suo parere so che è. Sì, esattamente. Però a casa non può sempre dire il suo parere, è vero, lei con la moglie? Glielo facciamo credere. Lei non ha sentito nulla? No, non ho sentito nulla. Ma mi indovinate che parla un po' di dialetto, eh? Tardom, dai, combinerà gota. Paride, proviamo a leggere qui. Oh, qua poi con i lumezzanesi si parla di lavoro, andiamo alla grande, cadiamo sul morbido. Chi l'è del mestiere? Il suo parere. Chi l'è del mestiere è il peut dire suo parere. Detto da un lumezzanese, che vuol dire?
Chi è del mestiere può dire il suo parere. E gli altri che non sono del mestiere che fanno? Mica da studiare, l'umezzanese. E lei di che si occupa? Su che cosa potrebbe dire il suo parere? Ho una fonderia io, una fonderia di alluminio. Non avrei mai detto da un umezzanese, sai? Capito? Chi lei del mestiere è il per dire il suo parere. Chi conosce la professione, il lavoro, la cosa che altre persone stanno svolgendo può esprimere la sua opinione. Gli altri... Shh. Grazie amici, alla prossima. Ciao.